Il toponimo Chioggia, secondo alcuni, deriverebbe dal gens Claudia, che ebbe appunto subito una sua diffusione da Roma, venne in questa zona del nord-est, proprio per continuare la sua tradizione economica, soprattutto attraverso le saline e lo sfruttamento quindi del sale, il famoso sal Clusium o Claudium. Ma secondo altri viene da Cluza, che sarebbe appunto la zona invece fortificata, sopraelevata, costruita quindi in alto per evitare di essere poi allagata dalle esondazioni o dei fiumi o dall'avanzare del mare. Anzi, Chioggia, proprio la Clausa, si divise poi in due parti, la minor e la major. La major diede poi origine alla Chioggia che noi conosciamo adesso. La minor invece divenne quella che si chiamò sottomarina, proprio perché sfortunatamente andava sempre sotto il mare e quindi che si chiamò sottomarina. Chioggia poi divenne una delle città più importanti anche della famosa Venetia marittima dell'esarcato di Ravenna bizantino, e continuò poi a mantenere la propria autorità e il proprio predominio fino all'impero asburgico. E proprio collegato all'impero asburgico, quando poi conquistò il regno lombardo-veneto, abbiamo noi adesso la presentazione dei famosi valzer di Johann Strauss. An die schöne blaue Donau liegt mein Dörflichen. Con questi versi si esprime il poeta Karl Isidor Böch, poeta romantico tedesco, parlando del suo paese, del suo villaggio, il Dörflichen, che si trova sulla riva del bel Danubio blu. Ebbene, quando nel 1865 il Männer Chor Wiener Verein propose a Johann Strauss di rappresentare, di costruire un valzer per l'occasione, egli dovette esprimere il suo diniego per i motivi che aveva già altri impegni, ma successivamente, ripromettendosi di farlo per l'anno 1866, propose anche appunto di farlo un valzer con un testo che sarebbe stato cantato appunto da questa Verein, da questa società dei Männerchor Wiener, cioè dei coro maschile viennese. Ma ahimè, come sappiamo bene, nel luglio del 1866 le truppe austriache furono duramente sconfitte nella battaglia di Sadowa e furono sconfitte dai prussiani, e quindi i viennesi non avevano certo voglia di festeggiare il periodo,
Che cosa avvenne quindi? Che la composizione del Bel Danubio Blu, quello che divenne il famoso Bel Danubio Blu, fu poi ulteriormente rinviata ancora un anno. Però il valore dell'opera era tale da richiedere una sua esecuzione e Strauss aveva composto il suo primo valzer con testo, che poi fu ripreso appunto dal poeta del coro, che apparteneva a questo coro, Joseph Weigl. E questo testo serviva per ridare la carica ai viennesi e trovava nel valzer proprio questo suo elemento, questa sua dimensione fondamentale. Pensiamo infatti a come iniziano i valzer viennesi. Solitamente c'è un'introduzione che è languida, malinconica, sognante, ma anche molto riflessiva. E poi il ritmo del valzer inizia gradatamente a prendere il suo vorticoso girotondo fino a che travolge nel fortissimo dell'orchestra. Ebbene, c'è una lettura psicologica del valzer, proprio perché dalla dimensione della depressione, dello sconforto, proprio i viennesi trovassero quel movimento nel ritmo del valzer, trovassero quel movimento che li portasse poi a danzare freneticamente per le stanze dei grandi palazzi. E così avvenne quando poi fu data la rappresentazione, appunto, perché tale fu, con addirittura 140 coristi, e la fanfara del 42esimo reggimento del principe di Sassonia eseguì l'accompagnamento orchestrale di questo stupendo valzer An die schöne blaue Donau. E in un'ultima osservazione, l'introduzione orchestrale fu composta da Strauss proprio al momento di venire rappresentato poco tempo prima. Qualcuno dice qualche giorno prima, qualcuno dice addirittura qualche minuto prima.
Künstlerleben, vita d'artista, è un valzer che ha proprio le caratteristiche di cui abbiamo parlato prima. L'introduzione orchestrale è estremamente, quasi sofferta, estremamente meditativa. Sembra quasi voler uscire da un'atmosfera opaca e obnubilata nella sua espressività. Poi cominciano i temi in forma quasi saltellante, direi quasi anche zoppicante, ma poi la trasparenza sonora diventa così forte, così dominante, che trascina ed eleva il tema musicale a una certezza, una sicurezza di vittoria. E tutto si trasforma in una girandola di temi vorticosi che solo la fantasia di Johann Strauss Junior poteva ideare in questa vorticosa, fantasmagorica girandola di temi, di sonorità e di luminosità gloriosa.
valzer che adesso presentiamo nella bellissima interpretazione delle pianiste Maria Beatrice Boscaro e Maria Rita Schenato è tratto dall'operetta di Fledermaus, Il Pipistrello. L'operetta in sé è un pastiche, non avrebbe nemmeno senso dal punto di vista narrativo. È un pretesto soltanto per Johann Strauss di trasformare tutta la vicenda per sé banale, direi anche quasi stucchevole, girandola di musiche straordinarie, di cui appunto il valzer è l'emblema più significativo. In questo modo quasi di rincorrersi, come se questo conte, che poi finirà in prigione, ma per scherzo, poi ne verrà fuori, eccetera, con questo suo mantello lo vediamo nei ritmi che risorgono dalla tastiera, lo vediamo quasi rincorrere spiegando il suo ampio mantello nero, aggirandosi per le vite delle protagoniste ingenue come un pipistrello.
Ascolteremo adesso quello che è noto come il valzer della laguna. In realtà non è che sia un brano strumentale, era tratto da un'aria espressa dal tenore protagonista nel terzo atto. Allorché questo tenore vede la sua amata Annina andare sotto braccio del principe e sospetta quindi un tradimento, quasi ironicamente esprime nel suo canto la sua malinconia, ma anche la sua rabbia, contenuta però e raggirata dall'ironia. Ach, wie so herrliches Schaum! Oh, cosa meravigliosa, da restare proprio a bocca aperta, sembra dire il protagonista in questo momento in cui dice: ma come, questa va in giro a braccio, sotto braccio di un altro e non mio, che sono il suo fidanzato? Il tema è così carezzevole, così seducente, che riveste quelle dimensioni crepuscolari di una laguna riverberata dal luccichio lunare. Nel momento in cui la laguna tace, Venezia spegne i propri rumori, tutto il ritmo frenetico della vita, così della quotidianità, si chiude in una dimensione melodica che trae la sua origine dall'afflato lirico che si trasforma in questo meraviglioso tema che verrà poi giustamente trasformato in valzer che adesso ascolteremo nell'interpretazione di Maria Beatrice Boscaro e di Maria Rita Schenato.
Thank you.